Complimenti alla squadra avversaria perché mi ha veramente impressionato. E poi per la seconda parte della tua domanda, noi abbiamo una rosa ampia e competitiva che poi può mettere in difficoltà. Oggi c'ero io a fare il sostituto del mister vero che è Mauro Carboni, però poi ecco, poi i risultati si vedono perché con i cambi alla fine poi il risultato è andato a favore nostro anche con Tubani, come hai citato te, e Morezzi fuori, che però rimangono ovviamente giocatori fondamentali per noi. Guarda, permettimi di fare i complimenti e ringrazio tutti i componenti, i ragazzi che magari hanno giocato di meno, perché sono a disposizione e fanno il tifo dal primo all'ultimo minuto, ovviamente vengono qui la sera senza fare nessun tipo di polemica e questo poi è un bene per il gruppo. Guarda, partiamo dal presupposto che poi il playoff, doppia sfida, si azzerano poi tutti i parametri, no, che si possono vedere nella regular season e sono due grandissime squadre. Vedendo il testaccio di questa sera, devo dire, mi ha veramente impressionato e la Pisana degli ultimi tempi magari ha qualche defezione che lo costringe ad andare in campo con un numero inferiore, eccetera, di giocatori. Quindi visto questa deficienza di giocatori preferirei al momento la Pisana, però poi la doppia sfida, scegliere chi o no, lascia il tempo che trova, lì poi uno se la gioca con chiunque.